76.347, questo è il dato ufficiale relativo agli spettatori. Quanti su 76.347 sono convinti che i Pittsburgh Steelers possano segnare 2 volte in 11 minuti e 20 secondi? Ma secondo me è un paio, anche se la maggioranza dei tifosi in questo stadio fanno tifo per i Pittsburgh Steelers, anche i tifosi neutrali direi che fanno tifo sempre per la squadra che è sotto nel punteggio e è comunque sfavorita dai bookmaker. C'è da dire comunque che i Dallas Cowboys, al di là di chi li ama, direi che la maggior parte dei tifosi americani li odia veramente, un po' per quello che hanno fatto in questi anni, ovvero hanno dominato. Le squadre che dominano di solito sono le più odiate, un po' per le polemiche di Jerry Jones. Onside kick, recuperato dai Pittsburgh Steelers. Deion Figures recupera il pallone, tutto riaperto, gran giocata di special team, ordinata senz'altro da Bill Cowher, che degli special team era un asso, giocava linebacker a 86 kg e faceva cose da pazzi negli special team. È una cosa da pazzi qui, hanno fatto gli Steelers di Bobby April. Joe Avezzano, una statua di sale. Deion Figures rimette in gara i Pittsburgh Steelers. Direi che Joe Avezzano è arrabbiato come pochi, anche perché Dixon Edwards era il giocatore che aveva la responsabilità di coprire quella zona, non è salito verso il pallone, ricordiamo, dopo 10